Ah, prova. Cosa? Fate bene la prova del microfono. Che C'è. Siamo in prova ancora? Siamo in prova. Dobbiamo fare le prove per stasera. Proviamo. Siamo... No, proviamo non è in solo. collegamento. Non è collegamento. Ma no, ma siamo in collegamento. Vuoi una Non è rossana? collegato. Sì, grazie. Ma mi dice la vuoi poi la mangia lei? Ma hai detto no? Ho detto sì. Ma c'è allora una confusione, io non capisco. Perché mi devo fare la bocca. Non ci comprendiamo. Allora... Ma la mangio dopo, va. Allora lasciala lì. Allora, calmi, Dica, Mao, calmi. aspettando roba forte. Sì, Chiaramente sì. Stiamo così aprendo il nostro piccolo teatrino anche nel momento in cui lo stiamo ancora finendo di allestire. Ci sono ancora dei posti vacanti, vi chiederete quali, però dico su questo. Diciamo, è intuibile il fatto che questo l'avete sempre visto vacante, perché Infatti. il Capitan Freedom viene solo dalla cena in poi, ecco, Infatti. che prima È si bello dà che sempre a sempre. telefono e dice cosa ci mangia stasera. Non è che dice cosa dobbiamo fare, no. Bravo. Cosa si Non mangia? raccontiamo tutte le nostre cose. Beh, le nostre miserie poi Esatto. potremmo anche dire, anche perché c'è altra gente, c'è una signorina che sta lavorando nella sala, perché qui si va allestendo la serata, questo terzo appuntamento col meglio di roba forte, e noi amiamo aprirlo così con una diretta Facebook proprio un po' improvvisata. un po' improvvisata, ma certo. come è nello spirito anche del varieté, no? Quello di improvvisare. Per quello ha messo di nuovo la camicia alla coreana stasera. Allora, Un grande ritorno, dottore, un grande ritorno. ma visto che Perché funzionava. visto che era piaciuto, ha funzionato, ultimamente sto trovando molte aderenze quando Infatti, metto sta è camicia alla perché è corona. sancrata. E allora l'ho voluta replicare, anche perché c'è una punta di fresco, perché ancora non si sa se butta in primavera oppure siamo ancora in alto autunno, allora sa avere una camicina. Adesso siamo in primavera, stiamo per Poi arrivare senza in estate. colletto, che non si ripara niente. Poi ho preferito i modelli alla coreana, che vanno tanto di moda, che almeno È un messaggio anche il suo, diciamo, questa camicia. Sì, è un messaggio rapacificatore, in quanto le due Coree sappiamo che sono in tema di distensione, anche la Corea del Nord con gli Stati Uniti d'America, e noi Ci sono promessi essere, che si bombardava. possiamo essere di buon auspicio, non dica stupidaggini. Noi abbiamo scherzato poi l'altra settimana perché pensavamo ci fosse già il governo Cottarelli, invece effettivamente aveva ragione lei, si è rimesso un po' tutto in gioco. Adesso si in vota gioco. di nuovo, Io anche questa settimana lo dico proprio così a modo di per cronaca, per testimoniare anche le mie peripezie da politico. Ho ricevuto una telefonata perché cercavano un governo tecnico, Cosa c'entra? e allora cercavano dei tecnici. Io ho detto mi dispiace, Ma se faceva un muratore, guarda io te. faccio solo governi politici, quindi non inutile che mi fate la corte adesso. Ecco, poi vedremo, perché come si ancora la evolverà parte la brava. situazione. Ma al limite vogliono solo dei consigli. Vabbè, io non glieli do. A gratis non si dà più. Capito? Che se li vogliono 2 o 3 consigli, poi non pagano. Già. A gratis non si Dottore, fa niente. Non vuole anticipare niente delle rubriche di stasera? Come No, so? assolutamente no, ma perché lasciamo al pubblico sempre, come dire, quel pizzico di incertezza, quel pizzico di... Magari gli ospiti potremmo dire. Di suspense. Di suspense, ho detto bene. Gli ospiti sì, perché avremo un ospite musicale accompagnato da un musicista molto bravo, quindi abbiamo Fabio Beozzi insieme a Davide Chiarello. Fabio Beozzi, un cantautore uscito recentemente col suo album, verrà qua a presentarlo, suoneranno un paio di pezzi perché vogliamo dare anche spazio alla musica. Ci sarà più musica stasera, diciamo, Certo. tanta musica. Ci sarà tanta musica, però come sempre ci sono le nostre rubriche, poi rientra Freedom, ci sarà tanta informazione, tanta cultura, che sono gli ingredienti fondamentali di questo Soprattutto la programma. A proposito di ingredienti fondamentali, ce n'è uno che stiamo ancora cercando di raggiungere, non si sa se raggiungeremo, perché lei ha in atto una campagna di raccolta fondi, o meglio, come si dice adesso, crowdfunding. Sì, Tra l'altro, abbiamo aperto una è stata campagna. la pietra dello scandalo, Sì, se facciala non questo, sbaglio, dai. è stato grazie a questo crowdfunding che è stato contattato da Mattarella. Esatto, diciamo è nato tutto da Dico lì. solo questo.
crowdfunding che sta andando fortunatamente malissimo, ecco, noi ci aspettavamo potesse ma non funzionare, deve dire invece così. e io sono sincero, non ho memoria di qualcosa che ho fatto io che funzionasse, Mao. Non dica No, così. vabbè. Non ho Ma proprio non si butti memoria. giù, Non mi butto giù perché No, sono anche uno infatti. spirito sempre, come dire, Reattivo, combattivo, eh. reattivo, combattivo, però devo... Questa cosa la sta un po' amareggiando. un po' sì. Ma non è ancora finita, diciamo, è Ma ancora in atto. infatti, Mancano 9 giorni, Mao, ma Ma neanche Santa Rita da Cascia, ecco, ci può dare. ma magari San una Gennaro mano, sì, però. Basterebbero 300 euro al giorno. Vabbè, hai detto che ci poco. va, che ci va. Qui sono stati un po' braccia corte, abbiamo una media di €1 al giorno, ma è un po' pochino, Vabbè, pochino. vedremo, però non tiriamo vedremo. le so, non Ma facciamoci no, la testa mamma prima se c'è rotta. Ricordiamo che c'è anche in circolazione il video dell'inno di Barriera di Stoppi. Ecco, anche quello, andatela a vedere, rentiamolo virale. Ecco, io Sì. l'unica cosa di virale che ho fatto nella mia vita, un'epatite A. Ecco. Non è sì, in quel mi- senso virale, nel senso dell'informazione che No, poi va circola. bene, dico, quindi vediamo Passaparola, quando me lo ricordo che andavo all'ospedale. se la gente reagisce positivamente anche al video. Per adesso non sta rispondendo Non si positivamente. butti Vabbè, giù. non mi varietà butto giù. stasera lei parte con queste Stasera trombe. proprio Mamma mia. pessimista. No, realista, è diverso. Oh. Poi noi andiamo sempre avanti. Comunque abbiamo detto che ci saranno 2 ospiti musicali, Fabio Beozzi e Davide Chiarello, quindi è un combo, diciamo 2 ospiti per un viaggio musicale, che è questo primo disco di esordio di Fabio Beozzi. E poi tanta cultura, tante rubriche varie. E Mao mi era venuta adesso anche voglia di fare Di mangiare una caramella. di imbastire una canzone. Perché noi Proprio, bravo, mi piace quando lei è subito reattivo. Sì, difficile, come sa. imbastire una canzone perché poi noi siamo abituati anche a lasciare il pubblico di questa piccola anteprima che dedichiamo Che con appunto aspettando, l'altra volta avevamo una sigla proprio su aspettando. avevamo la sigla. Adesso non ce la ricordiamo più, però l'altra volta l'abbiamo. Avevamo fatto una Perché sigla. l'avevamo vabbè. scritta tutti. Invece lei oggi è ispirato per qualcos'altro, un tema più. Ma io mi piace questo tema, così l'altro giorno mentre stavo leggendo un testo di Socrate, che ogni tanto mi passo il tempo, Socrates, forse, quello del, Quello che del giocava Brasile. nel Brasile, il di capitano. solito pregherei di non Era fare, medico anche. pregherei di non fare gli spiritosi, un testo di Socrate che io sono abituato a leggere così quando come si vado, chiamava quando questo vado anche al bagno. Certo. Come si C'era chiama? c'era anche nella carta Non è che se lo igienica. ricorda. Anche Faccio- nel rotolo della carta igienica c'è Socrate. Faccio delle letture così, Così, per- non impegnative. ecco, non impegnative, non troppo impegnative, e ho pensato al dramma, è vero, delle persone, del rapporto di coppia, dove un ne sai marito qualcosa? accusa la moglie di essere sgrammaticata perché non parla Non è correttamente. una cosa grave comunque. No, Ma però infatti, diciamo vede quella pagliuzza e non si accorge della trave, o meglio delle 2 travi che porta sulla testa, perché e si sofferma sul forse è dramma meglio della questo. sgrammaticatura E non si e non si e sofferma. non si accorge Ma non è un dramma quello. delle ormai, ramificazioni. No, va bene, è un dramma familiare, è un piccolo. In tutte le famiglie succede. Invece, Ma nelle sì, migliori, può almeno. succedere, diciamo che può succedere. E allora intendeva fare un. Intendeva. sì. E io intendeva fare un brano Intendevo. musicale. È proprio questo, guarda, perché La news. esatto. C'è praticamente il marito, cioè no, la moglie che canta e dice, dopo l'accusa del marito, ma tu parli male, lei dice, non sapeva, non credeva, lo diceva, supponeva. Ma chi, scusi? Io, cioè, scusa, ma io che parlo, però io parlo al Riferisce quello che femminile. ha detto la moglie. Esatto, è la signora che parla. Ah, vabbè, ho capito. E diceva, Sì. la moglie dice, io diceva, lo sapeva, supponeva, lo credeva. Ma chi, scusi, la moglie? Va bene, ma allora Mao
certo, la moglie, chi sta parlando? È femmina, io sapeva. Ma scusi, ma Quindi- anche una donna direbbe io sapevo. Cioè, non è che E dice, quando è io femmina sapevo. dici io sapevo, No, questo io lo è- credeva, io lo immaginava, adesso io Sì, giocava, sì, va bene, sì, i no. verbi sono infiniti. Io giocavo. Va anche- bene, va bene. Vabbè, comunque Comunque ha questo- declinato anche il verbo al femminile. Comunque, Questo è il vedremo. testo di questa canzone che faremo, cari amici. Questa sera vi aspettiamo numerosi al Boffi, il birrificio delle officine ferroviarie, a via Anze Corso Corso Sommelier Sommelier 12, dove oltre a assistere alla terza puntata del Meglio di Robaforte potete venire a cenare insieme di noi, perché qui si cena ottimamente. E quindi molti vedo che hanno anche prenotato quindi già la cena, altri lo faranno, quindi vi invitiamo. A partire dalle 8 sono aperte le cucine per il Meglio di Robaforte qui al Boffi, Corso Sommelier 12. Dottor Lo Sapio, Savino Lobue, Mao, Capitano Capitan Frido, Frido, ma i tanti ospiti. Sergio Olivato e tanti ospiti. Lo diceva, dopo. io credeva, lo sapeva, io giocava, supponeva, io voleva. Na, 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 non riuscivo a dormire più. Bello, questo mi piace. Lo sapeva, io voleva anche tu. Lo sapeva, lo voleva, supponeva, io credeva. Io sapeva, lo voleva, supponeva, ma giocava. Io. C'era un vento frastagliato e gelito, lo sapeva, lo voleva, io giocava, lo riteneva. Bella. Arrivederci, a dopo. A dopo, a dopo. A dopo.